Dallo stadio comunale di Castello di Godego diamo una veloce lettura dei risultati della giornata odierna, la prima di ritorno del campionato di eccellenza Girone B. Arcella Caorle della Salute 0-0, Eclisse Creni Pievigina Calvinoale 0-2. A Castelfranco Pitergina batte 1-0 il Giorgione. Qui a Castello di Godego la Godigese si è imposta 1-0 contro il Treviso. Lia Piave batte Liventina 2-0, 2-2 tra Porto Mansuè e San Donà, 0-0 tra Robeganese e Limana Cavarzano, lo United Borgoricco batte 3-1 l'Istrana e infine Vittorio Falme che si impone nettamente 4-0 contro la Piovese. Per quanto riguarda la classifica, il Treviso rimane primo a 41 punti, seguono al secondo posto tre squadre, Godigese, Calvinoale e United Borgoricco a 37 punti. Chiude la zona playoff il Porto Mansuè a 36. A seguire Pitergina 35, Vittorio 34, San Donà 31, Lia Piave 27, Giorgione 26, Eclisse 23, Caorle la Salute 22. Entriamo in zona play-out con Istrana a quota 21 punti, Limana Cavarzano 19, Liventina 18, Arcella 18. E in zona retrocessione chiudono Spinea a quota 16, Robeganese 12 punti e Piovese a 9. Per quanto riguarda la Serie B, il Montebelluna non riesce a battere il Legnago Salus terzo in classifica, sconfitta per 3-1 per gli uomini di Mister Bordin. I biancocelesti rimangono ultimi in classifica a quota 16 punti, ma la classifica è veramente stretta, la zona play-out dista un punto, invece per la salvezza diretta ne mancano 4.